Buonasera e ben trovati con le informazioni di prealpina.it. Apriamo il TG con una notizia tragica. Il corpo senza vita di Enrico Ferrazzi è stato trovato questa mattina in Val Grande dai soccorritori che lo stavano cercando da sabato, e cioè dal giorno in cui il 65enne di Cardano al Campo non era rientrato da un'escursione. Il corpo è stato trovato nella zona di Pogallo, non lontano da dove l'uomo era stato visto per l'ultima volta, sabato verso le 17:30, in un dirupo a lato del sentiero. Proprio questa mattina su Prealpina e su Prealpina.it i concittadini di Ferrazzi si auguravano di poterlo presto riabbracciare. Purtroppo ci sarà spazio solo per l'estremo saluto. Ancora cronaca con una notizia allucinante. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 45 anni, residente in provincia di Varese, con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata nei confronti del figlio 14enne. Secondo quanto accertato in fase di indagine, l'uomo abusava sessualmente del figlio da quando il minore aveva 12 anni, approfittando dei momenti in cui in casa non c'erano né la moglie né la figlia. Il ragazzo però, dopo 2 anni di violenze, ha trovato il coraggio di confidarsi con una sua compagna di classe e poi con un professore. Da qui è partita l'indagine della polizia. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Commovente la reazione del ragazzo dopo l'arresto del padre. Visibilmente sollevato, ha ringraziato a lungo i poliziotti e si è anche lasciato andare a un abbraccio liberatorio con gli agenti. Spostiamoci ora a Saronno, episodio concitato nel centralissimo Corso Italia. Oggi, poco prima di mezzogiorno, sono state le urla di 2 ragazze sedute su una panchina a richiamare l'attenzione di un gruppo di persone in un bar. I clienti sono usciti immediatamente e si sono trovati davanti a una scena incredibile. In pieno giorno e nell'area pedonale del centro storico un esagitato brandiva un grosso coltello da cucina. A quanto pare aveva preso di mira le ragazze perché le voleva rapinare, urlava e le minacciava. È stato steso con un calcio da un cittadino coraggioso e poi, nel giro di un paio di minuti, la via pedonale si è riempita di pattuglie di carabinieri e polizia locale, oltre a decine di curiosi accorsi per cercare di comprendere cosa stesse succedendo. Il rapinatore è stato subito arrestato. Cadendo, tra l'altro, si è ferito con il suo stesso coltello, procurandosi un taglio a una mano. Visita dell'assessore varesino Rossella Di Maggio in un centro estivo del capoluogo immerso nel verde. Il servizio è della collega Renata Manzoni. Al villaggio Cagnola di Rasa, uno dei centri estivi 2021 che sono coordinati dal comune di Varese. Assessore, l'importanza di questo progetto qual è? L'importanza è proprio quella che siamo riusciti a definire una sinergia educativa su tutta la città, mettendo in sintonia molteplici e diverse realtà educative. Questa è una di quelle. Abbiamo i centri sportivi, abbiamo i corsi di inglese, abbiamo gli oratori, insomma più di 32 centri estivi che si occupano del benessere e della serenità dei bambini e delle bambine. Bambini di che età, assessore? Dunque andiamo dai piccolissimi, 3-6, perché abbiamo le nostre scuole dell'infanzia, sia quelle comunali che quelle parificate ancora aperte, e poi fino ai 17 anni. Passiamo ora alla pagina Covid. Con 34.998 tamponi effettuati sono 256 nuovi positivi in Lombardia, con un tasso di positività in leggero aumento allo 0,7%, ieri era lo 0,5%. Scendono per la prima volta dal 17 ottobre scorso sotto quota 100 i ricoverati in terapia intensiva, meno 8 oggi per un totale di 92, e calano anche i posti letto occupati negli altri reparti. In questo caso il calo è di 56 pazienti e il totale oggi è di 534. I decessi oggi sono stati 5, per un totale complessivo di 33.742 morti in regione dall'inizio della pandemia. In provincia di Varese i nuovi casi sono 27. E chiudiamo con lo sport. Anche per le Paralimpiadi il portabandiere raddoppia. Saranno la schermitrice Bebe Vio e il nuotatore luinese Federico Morlacchi a rappresentare l'Italia ai Giochi Paralimpici di Tokyo, che cominceranno il prossimo 24 agosto. La decisione è stata annunciata dal presidente del CIP Luca Pancalli ed è in linea con le indicazioni del CIO e con quanto fatto circa un mese fa dal CONI con il doppio alfiere ai Giochi Olimpici. Da tanto tempo lo sognavo e lo speravo, questa è la reazione di Morlacchi, e l'onore più grande per un atleta. Il suo obiettivo sarà arricchire una bacheca che già lo vede tra gli atleti paralimpici più titolati,
con l'oro di Rio nei 200 misti e 3 argenti, nei 100 farfalla, nei 400 stile libero e nei 100 rana. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata.